A 15 anni da quel tragico 25 febbraio 2011 la comunità di Raffadali ha reso omaggio al primo caporal maggiore Nicola Casà, giovane militare dell'esercito italiano che perse la vita in servizio durante un'esercitazione lasciando un segno indelebile nel cuore della sua città e nei commilitoni della brigata paracadutisti Folgore. La giornata commemorativa si è aperta con il raduno presso la villa Saetta e Livatino nella zona del Boltano, dove autorità militari, civili e amici si sono ritrovati in un momento di raccoglimento e memoria. Successivamente il corteo si è spostato nell'ex via San Vito, oggi ufficialmente intitolata al primo caporal maggiore Nicola Casà, acquisitore al 185° reggimento ricognizione, acquisizione obiettivi della brigata paracadutisti Folgore di Pisa. Particolarmente toccante è stato il momento della scopertura della targa toponomastica dedicata al giovane militare, un gesto simbolico ma di forte valore umano e istituzionale che sancisce il legame eterno tra Nicola Casà e la sua comunità. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità, presente il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, che nel suo intervento ha sottolineato come il ricordo di Nicola rappresenti un patrimonio morale per l'intera città. È un dovere per l'amministrazione ricordare i suoi figli che sono caduti per una causa nobile per lo Stato, per la difesa dell'intero paese. Questa è la minima cosa che potevamo fare, l'abbiamo detto. L'avremmo fatta e ci siamo riusciti. Per l'esercito era presente il colonnello Alessio Di Marzo, comandante del 185° RAO, accompagnato da una folta delegazione di militari del reparto. L'intitolazione di questa via, come è stato già detto, assume un significato diverso, no? Perché fondamentalmente questa è la via in cui Nicola ha costruito la propria identità. La propria identità basata su valori, sul senso di appartenenza, su dedizione, e questo grazie anche alla famiglia. Quindi un ringraziamento particolare a mamma Francesca e a papà Giuseppe, dove oggi ancora vivono. Onore ai caduti! Commovente la partecipazione dei familiari e di tanti amici del primo caporal maggiore Casà in una giornata in cui l'intera Raffadali si è stretta intorno alla famiglia nel ricordo di uno dei suoi figli migliori. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci è stata sempre vicino e ha gestito la cosa in maniera egregia e veramente non ha fatto mai mancare nulla, la vicinanza, l'affetto e le azioni concrete. Per le mamme e i figli sono sempre una cosa speciale e lo sappiamo tutti. Quindi di nuovo ringrazio tutti veramente di essere stati tutti vicino e di aver realizzato quello che veramente ciao Nicola significa. Lacrime, silenzi e applausi hanno accompagnato una commemorazione sentita e partecipata nel segno della gratitudine verso un uomo che ha servito il paese con coraggio e senso del dovere. A distanza di 15 anni il nome di Nicola Casà continua così a vivere non soltanto in una strada ma nella memoria collettiva di una comunità che non intende dimenticare il sacrificio del suo giovane paracadutista. È una grande opportunità per i nostri ragazzi, per i nostri giovani di Raffadali, per far capire loro veramente l'importanza di quei valori e l'importanza anche del lavoro a servizio dello Stato e dell'intera cittadinanza.